La partita di cartello del 18° turno del campionato di Serie A2 Girone B, un big match dove forse addirittura i punti, come si suol dire, non valgono doppio, valgono 3 volte tanto. 3 il numero chiave di questa partita, 3 i punti in palio per riaprire un campionato dopo il KO del Benevento sul campo di Italpol, prossimo avversario proprio degli abruzzesi. 3 i punti che separano i biancocelesti dai biancorossi. Allacciate le cinture e pronti a decollare. Questa è Sulmona Lazio. Perde ancora palla Patricielli col tocco sotto, ancora un'altra chance, Patricielli come un funambolo, poi Sosa, il Sulmona che serraglia la Lazio, che si salva, attenzione, chiedono un fallo di mano, prima occasione da Moviola, anzi di un Taranto ovviamente, e poi arriva la rete! Picco! Fa esplodere il pala Nicola Serafini, astuzia e letizia del numero 5, Sulmona 1, Lazio 0. Sosa, pallone infido, potrebbe passare e infatti passa, prima occasione Lazio. Lo staff medico del Sulmona, mentre arriva un rosso in panchina. Vediamo se il Sulmona riuscirà sul fil di lana ad avere la meglio. Santoro! E sono stato un buon profeta, il numero 10 allunga per i biancorossi. Sulmona 2, Lazio 0. Attenzione, un'occasione per la Lazio. Paolini davanti a sé la porta. Perde l'attimo vincente, 77. Sosa, attenzione perché c'è un'occasione per Paolini. Biancofiore, come se avesse realizzato un gol. Del numero 10. E poi arriva la conclusione, si salva con un miracolo il Sulmona. Non fallo i tifosi di casa, severo contrastato. Siamo già dalla parte opposta, non c'è un attimo di pausa. Pallone per Da Silva, Biancofiore con lo scarpino. Patricielli, subito a mettere il NOS, il numero 30 che perde però questo pallone. Nardacchione, Biancofiore. Da Silva. Ancora Da Silva, poi occasionissima per Dallago. Dominguez cerca di accentrarsi. Severo, pallone giudicato vivo, può attaccare allora il Sulmona. Severo, Marcantonio, palo! A un passo dal Tris. Pallone per Dominguez e c'è un grandissimo gol della Lazio. 2-1 d'Olivera. Santoro come un funambolo e poi Lepadatu. Che risposta di Gatto, ma che futsal. Santoro alla chance del Tris. Che cosa si è mangiato Vinicio Santoro? Santoro si vuole rifare, Lepadatu col piede Gatto. E poi rischia tantissimo Biancofiore qua. Severo svicola, Severo si ferma, Severo salvato sulla linea e Lepadatu ancora una volta sul Monasciupone. Movimento, sbaglia Gatti, Di Matteo, la porta è vuota, salvato da Silva dai suoi avversari. Santoro, 2 contro 1, Santoro poteva passare a Di Matteo. Dominguez contro Sosa, arriva Da Silva che ha libero il mancino. Da Silva, Biancofiore, rimpallo, Murato, ancora la Lazio, Biancofiore a stoppare Paolini. Biancofiore per Lepadatu! Esplode il palla Nicola Serafini, mani alle orecchie per godersi il boato del palazzetto abruzzese. Sulmona 3, Lazio 1. Lupi, 10 secondi, contratto. Da Silva, 9 secondi. Da Silva, 3-2, è tutto vivo per la Lazio. 3-2. Il Sulmona vince e si porta a -3 dalla capolista Benevento, con gli abruzzesi che sfideranno le streghe proprio nel prossimo turno. Una Lazio stoica
cede l'intera posta agli ovidiani.